Buonasera e benvenuti a tutti per la 13ª giornata di Serie A Girone 1 Regular Season. Qui al Circolo Sportivo Stella Azzurra si sfideranno Roma Internazionale e Golbet Tintarella. Roma Internazionale in maglia nera, Golbet Tintarella in maglia bianca. Entrambe le squadre reduci da 2 sconfitte. La Roma Internazionale con il 15-3 contro il Costa Rica, una sconfitta molto più pesante rispetto a quella del Golbet, che ha perso 4-5 con la seconda classificata a 2 Work. Le squadre in classifica occupano rispettivamente l'11ª e la 5ª posizione. Roma Internazionale con soli 8 punti, mentre Golbet è quinta con ben 25. Il capocannoniere della squadra ospite, la Golbet, è Parrini con 19 gol, mentre la Roma Internazionale ha il suo cannoniere che è appena a 6 gol. Qui vediamo le squadre nel loro riscaldamento. Roma Internazionale scenderà in campo con il numero 4 Fiammenghi Valerio, il numero 19 Lombardino Simone. No, aspetta, sono 19 qua. Giochiamo con quello, ragazzi, pallone, va bene? Sì. Ora iniziamo. Palla è nera. Il numero 19 Lombardino Simone, il numero 9 Parrini Alessandro, il numero 10 Seco Time Charles, il numero 8 Sgrecciadante. Golbet Tintarella scenderà in campo con il numero 1 Caperchi Simone, 9 Carboni Stefano, 8 De Marco Stefano, 19 Frediani Andrea, 10 Galassi Tiziano, 3 Garofalo Marco, 11 Medros Simone, 7 Tubani Andrea, 5 Zenga Carlo. Calcio inizio si può iniziare qui al Circolo Sportivo Stella Azzurra. Roma Internazionale in possesso palla con il numero 19. Sbaglio subito un passaggio, è la Golbet a ripartire con il numero 9 e subito 1-0 Golbet Tintarella, il gol di Carboni Stefano. Subito il Golbet Tintarella in vantaggio dopo appena pochi secondi di gioco. Anche questa sembra essere una partita a senso unico per la Roma Internazionale. Qui si è battuto, calcio d'inizio. Ancora la Roma Internazionale che gira palla. Seco poi sbaglia tutto. Squadra ospite, possesso palla ancora con Carboni. Carboni che trova il passaggio filtrante dentro. Carboni ancora! La parata di Fiammenghi. Sbaglia l'ennesimo passaggio la Roma Internazionale. Regala il pallone al Golbet. Rimessa battuta. Gestiscono con tranquillità. Palla dentro ancora per Carboni in area di rigore. Carboni amministra il pallone, si gira, il destro, palla che finisce sul fondo. C'è stata una deviazione, sarà calcio d'angolo. Alla battuta c'è Carboni, poi c'è Tubani, palla dentro per Galassi. Galassi tiene il pallone, Galassi ancora, si gira, a rimorchio Tubani, 1-2 fantastico, palla per Galassi, a rimorchio il sinistro di Garofalo e poi la respinta di Fiammenghi ancora, che fa ripartire i suoi. Palla giocata dal numero 10 Seco che finta il tiro, poi se la sposta sul mancino, palla che finisce fuori. Con sicurezza Caperchi lascia scorrere il pallone sul fondo. Riparte il Golbet. Palla lunga a cercare Carboni, che è solo. Carboni 1 contro 1. Palla, prova a far partire il tiro. Palla che viene respinta ancora. Golbet, errore difensivo. E poi
Palla che finisce sul fondo. Palla che finisce sul fondo. Viene rimessa in gioco dal Golbet. Sarà nuovamente calcio d'angolo. Battuto subito il mancino. Deviazione, calcio d'angolo ancora. Garofalo 1-2 con Carboni. Carboni si genera il rigore. Garofalo tenta il tiro. Palla poi messa dentro. E il Golbet che recupera il pallone con Seco. 1 contro 1 con Tubani. Seco inciampa sul pallone e è costretto a tornare indietro dai suoi. Palla per Parrini, il destro, la parata con i piedi di Caperchi. Palla ancora in possesso in Roma Internazionale, che con le ripartenze ci sa fare, sta provando a trovare il gol del pareggio. Allora fin qui è la ripartenza, vediamo, di Galassi sulla fascia, c'è Garofalo dentro, lo serve, e l'intervento fantastico di Fiammenghi. Poi parte il contropiede, parla per Seco 1 contro 1, Seco ancora Seco 1 contro 1, il mancino, palla che finisce addosso al portiere, ancora il Golbet con una ripartenza fantastica. Palla per Parrini che finta il sinistro, scusate, era Carboni, la mette dentro, la deviazione del portiere, rimessa al laterale. Galassi, palla recuperata da Seco che è bravo anche nella fase difensiva. Il Golbet spinge in avanti a cercare il gol del raddoppio. Sgreccia in possesso palla, cerca di far partire i suoi. Palla per Lombardino, la finta, ancora Lombardino sul fondo. Il tentativo del pareggio di Roma Internazionale. Palla finisce sul fondo e viene rimessa in gioco da Caperchi, che mette in gioco per Carboni. Eccolo qui. Garofalo viene dietro per Tubani, ancora Garofalo, ancora Tubani sulla destra. Tubani che serve Galassi dentro per Garofalo, a tu per tu con il portiere, fa 2-0. Golbet Tintarella, eccolo qui il gol del 2-0 arrivato da Marco Garofalo con il numero 3. Ottima azione del Golbet che fa 2-0. Secu a battere il fischio d'inizio con Lombardino. Qui si rimettono in campo, si mette in campo la Roma Internazionale. Intanto c'è stato un cambio di portiere, andrà Sgreccia in porta. Vediamo qui, si sistema i guanti il fratino. Sgreccia andrà in porta e Fiammenghi giocherà davanti. Si ricomincia qui al Circolo Sportivo Stella Azzurra. Il risultato è 2-0 per la squadra ospite, il Golbet Tintarella. La Roma Internazionale prova comunque a rimanere in partita. Galassi, serie di finte, lo scavino a cercare subito il sinistro, palla che finisce sul palo, poi fuori. Roma Internazionale riparte in contropiede, sbaglia l'aggancio e sarà rimessa laterale per la squadra in maglia bianca. Palla per Galassi rischia qualcosa, ma poi fa partire con lo scavino. Palla recuperata da Fiammenghi, c'è Carboni il tu per tu contro uno, Carboni con il mancino, forse una deviazione, sì, sarà calcio d'angolo. Palla battuta Garofalo, ancora Marco Garofalo, poi il numero di Lombardino e palla che finisce fuori, sarà rimessa al laterale.
stato uscito il numero 7 Tubani Andrea, è entrato il numero 19 Freddiani. Attenzione di partenza con Seco che stoppa il pallone, si gira, trova dietro Lombardino che non aggancia bene il pallone e fa ripartire il Golbet con Carboni che non può sbagliare. Fa 3-0 Golbet Tintarella. L'avevamo detto, è una partita a senso unico. La squadra ospite sta completamente dominando e Carboni aggiunge un altro gol al suo personale record. E subito ripartita l'azione della Roma Internazionale con Sekou che è solo lì davanti. Il mancino, palla completamente fuori misura. Forse c'è stata una deviazione, infatti sì, sarà calcio d'angolo. Palla dentro per Fiammenghi, ancora Sekou, il destro con i piedi. Caperchi, palla fuori. Ancora rimessa per Roma Internazionale, questa volta sulla fascia destra. Fiammenghi prova Sekou dentro, Sekou si gira! È il gol della Roma Internazionale con Sekou Time Charts. Fa 3-1 e prova ad accorciare le distanze. Squadra di casa in maglia nera. Subito partita che viene rimessa in gioco con De Marco. Gioca dietro per Freddiani. Carboni. Ancora De Marco. De Marco, la serie di finte. Carboni. Il numero e il fallo fischiato. Entra il numero 5, Zenga Carlo. È uscito il numero 3, Marco Garofalo. Sulla battuta Carboni e De Marco. Ora Carboni si allontana, andrà De Marco. Vediamo se è direttamente in porta. Il numero 8, Stefano De Marco, fa 4-1. Grandissimo gol su punizione del numero 8. Roma Internazionale, centrocampo. Palla per Lombardino, serie di scambi. Palla per Fiammenghi. Fiammenghi che prova a girarsi, rischia qualcosa. Fiammenghi riesce comunque ad andarsene. Vince una serie di contrasti. Palla per Lombardino, Sekou, scambio con Parrini, palla, l'arbitro fischia un fallo, c'è stato un fallo ai danni di Sekou. Ottimo calcio di punizione, ottima possibilità per la Roma Internazionale di accorciare nuovamente le distanze. Sulla battuta Parrini e Lombardino, forse uno schema. Vediamo chi tirerà. Se il mancino di Lombardino o il destro di Sekou. Una finta. Palla dentro sull'esterno della rete. Ci ha provato Fiammenghi. Palla che ha dato solamente la sensazione del gol. Ancora Lombardino. Lombardino sulla fascia. Lombardino. Palla messa dentro. L'ottimo intervento di Zenga che fa ripartire i suoi. Eccolo qua, Zenga ancora, Zenga tu per tu sul fondo. Incredibile occasione di Carlo Zenga per il primo gol. Riparte subito il Golbet. Fiammenghi tiene il possesso palla per Lombardino. Ancora palla per Fiammenghi recuperata da De Marco e Carboni a porta praticamente sguarnita fallisce il gol del 5-1. Sgreccia Fiammenghi, Lombardino è scoperta il Golbet, Lombardino poi recupera una grandissima palla De Marco, Carboni in sostegno, De Marco vede Carboni a porta vuota, fa 5-1 Golbet. Ci ha provato in tutti i modi fin qui Carboni a segnare la sua tripletta e grazie a un assist fantastico di De Marco ci è riuscito.
Internazionale un po' demoralizzata dopo questo 5-1. Fallo su Sekou intanto, altro calcio di punizione, vediamo se anche questa volta lo batteranno con uno schema. Anzi no, palla subito per Lombardino, il sinistro, palla deviata da De Marco, sarà corner. Palla dentro, palla fuori per Parrini, la serie di finte, ancora Parrini. Parrini vede Fiammenghi da tutt'altra parte con il tacco. De Marco che rimette in gioco Carboni, Lombardino, recupero palla. Ancora Lombardino, la serie di finte, sbaglia e De Marco fa ripartire i suoi. De Marco, sono 2 contro 2. Viene sostegno Freddiani, De Marco il destro tra i piedi di Sgreccia che controlla, blocca con le mani e gioca per Fiammenghi. A sinistra trova Lombardino, ancora indietro per Fiammenghi, aspetta il movimento di Sekou che qui controlla e riceve palla. Ancora Sekou con il fisico, il destro deviato, Capecchi fa su il pallone. Golbet qui sta cercando di far fare più gol possibili al loro capocannoniere Stefano Carboni. Intanto c'è De Marco in possesso palla per Zenga che sbaglia il passaggio. Lombardino ancora, fin qui il più propositivo dei suoi insieme a Sekou che ha segnato l'unico gol finora della Roma Internazionale. De Marco, taglio dentro, Lombardino, ennesimo intercetto. Lombardino sfida Zenga, Lombardino sull'esterno, Capecchi in presa sicura, rimette in gioco per Carboni che gira da tutt'altra parte e palla per De Marco. De Marco deve stare attento al pressing di Parrini. De Marco gira dietro per Freddiani vede De Marco che sbaglia il controllo e regala una rimessa laterale alla Roma Internazionale. Grandissima ripartenza qui con Carboni, il del sinistro, palla che rimane lì, fa 6-1 De Marco. Qui intanto è uscito il bomber del Golbet Tintarella, il numero 9 Carboni Stefano, ed è entrato il numero 11 Petros Simone. Intanto c'è stato il gol fantastico della Roma Internazionale di Sekou, il numero 10 della Roma Internazionale, fa 6-2 e prova a rimettere in piedi questa partita. Freddiani, De Marco cerca il movimento di Medros. Attenzione perché è scoperta la Roma Internazionale, per loro fortuna sbaglia il passaggio Freddiani, Sgreccia con il pallone tra i piedi, fa ripartire i suoi con Lombardino sulla fascia sinistra, trova Fiammenghi, poi Parrini attaccato da De Marco, ancora Parrini che prova ad andarsene, l'arbitro fischia fallo, calcio di punizione per la Roma Internazionale. Con mestiere qui Parrini si è preso questo fallo. Lombardino sulla fascia sinistra che spinge, che cerca l'1-2, il destro deviato, palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Sekou, Parrini, battuta corta che si gira, Parrini ancora, tiene palla, poi De Marco, parte contropiede, De Marco ancora, De Marco, palla messa dentro, Sgreccia, rinvia per i suoi, c'è Sekou, palla dentro per Parrini, a tu per tu con il portiere, l'intervento fondamentale di Medros che mette in calcio d'angolo. Parrini alla battuta di questo calcio d'angolo. Parrini vede il movimento di Fiammenghi, ancora Parrini,
Parrini, il destro deviato. C'è De Marco. C'è stato un calcio di punizione. 3-2 la situazione falli, Rimette subito in gioco il Golbet. Non c'è nessuno lì davanti a proporsi. C'è De Marco che tiene il possesso del pallone. Gira ancora dietro per Frediani. Medros. Frediani indietro. Ancora per De Marco che sbaglia l'1-2. Incredibile. Lombardino il sinistro sul fondo. Mancino a cercare l'incrocio dei pali. Palla che però che finisce fuori. Palla lunga. Controllo sbagliato di Medros. E recupera palla a Roma Internazionale. Con Lombardino. Ancora per Sekou. Una finta del tiro. Ancora Sekou. Questa volta lo carica. Completamente fuori misura. Palla sul fondo. De Marco, ottimo il taglio in orizzontale, palla dentro per Zenga che a porta sguarnita fallisce il gol del 7-2 del Golbet Tintarella. Incredibile l'occasione sciupata da Zenga Carlo, il numero 5. Tanto è ripartito Roma Internazionale, cercare Sekou davanti. Sekou è contro due, carica comunque il mancino Frediani a recuperare questo pallone. Non trova nessuno davanti. C'è Medros che sbaglia il controllo. Chiedono un calcio di punizione i giocatori del Golbet. Lombardino ancora sul mancino con la respinta di Frediani. Lombardino questa volta alla finta al destro. Ancora Lombardino e ancora Frediani a dire di no e a bloccare il tiro. Fiamminghi qui controlla il pallone. Parrini, Sekou con il fisico. Sekou poi rischia. Attenzione. Qui richiamo dell'arbitro e cartellino giallo. Ammonizione per il numero 11 Medros. Per proteste ha rischiato anche Zenga. Tanto è uscito proprio il numero 11, l'ha ammonito Medros, ed è entrato il bomber del Golbet Tintarella, Carboni Stefano. Si ripartirà con un calcio di punizione a favore della Roma Internazionale. Anzi no, non c'è assolutamente un calcio di punizione, bensì gioco di fair play. Palla per De Marco sulla fascia sinistra. Gira per il suo compagno. Ancora De Marco. Controlla il pallone per Carboni che parte e perde il palla, però attenzione, Sekou, sono 2 contro 1. Sekou, il sinistro Caperchi, fondamentale in questa parata. Sekou rimette in gioco subito per Fiamminghi, trova Parrini che carica il destro Caperchi e poi subito il lancio lungo. Lombardino recupera il pallone. La finta se la sposta sul mancino. Fa 6-3. Lombardino con il numero 19. Lombardino Simone ha segnato per la Roma Internazionale. Una finta di destro con la suola, se la sposta sul mancino. E un sinistro ad insaccare. Palla recuperata da Parrini. Fiamminghi con il tacco. Gioca di fino il numero 4 della Roma Internazionale. Ancora Lombardino. Perde palla. Carboni recupera il sinistro. Fa 7-3. Carboni Stefano. Incredibile. Sale a quota 23 gol. Quest'oggi sono 4. Sekou, Fiamminghi, Parrini, ne salta 2, ancora Parrini,
Poi De Marco fa ripartire Carboni, che a tu per tu sgreccia sul portiere il tiro di Carboni. Parrini riparte, grandissimo recupero di Garofalo, Garofalo sulla fascia, Garofalo che cerca di servire Carboni, riesce adesso e carica il sinistro. 8-3, incredibile, nel giro di pochi secondi la doppietta, anzi il quinto gol di Carboni Stefano. Secu con il tacco lombardino, Parrini si spinge in avanti, il destro! Subito la risposta della Roma Internazionale che con il suo capocannoniere Parrini Alessandro fa 8-4. Manca un minuto alla fine del primo tempo e il Golbet cerca di aumentare le distanze. De Marco, palla gira sulla sinistra per Carboni, ancora Carboni, è un botta e risposta qui alla Stella Azzurra, incredibile, ennesimo gol di Stefano Carboni con il numero 9 e sono 25. Secu, Lombardino, sinistra Parrini, perde palla, si molla Carboni, la respinta questa volta di Fiammenghi che è tornato in porta al posto di Sgreccia. La rimessa laterale per Golbet, De Marco, Carboni, serie di finte, poi per De Marco che gira in avanti, perde palla, Lombardino sulla fascia, Lombardino, il destro si stampa sul palo esterno e va fuori. Tanto c'è stato il fischio della fine del primo tempo dell'arbitro, finisce 9-4 primo tempo di Golbet Tintarella Roma Internazionale per la squadra ospite. Si riparte con il secondo tempo qui al Circolo Sportivo Stella Azzurra tra Roma Internazionale e Golbet Tintarella. Conduce il Golbet per 9-4. Qui iniziativa della squadra ospite con De Marco, Galassi allo scavino, cercare De Marco che tiene il pallone in gioco, palla buona secondo l'arbitro, De Marco la serie di finte, Galassi, palla dentro per De Marco, trova Carboni a tu per tu e Fiammenghi fa su il pallone, fa ripartire i suoi compagni, Secu sulla fascia destra, Secu ancora, carica il destro, fuori di un soffio. Il tiro del numero 10 della Roma Internazionale, Secu finisce sul fondo. Palla completamente sbagliata da Galassi, cioè Sgreccia, Lombardino, il destro, alta sopra la traversa. Con un altro spirito è rientrato in campo Roma Internazionale che cerca almeno di accorciare le distanze con Lombardino che sbaglia completamente il passaggio per il suo numero 10, De Marco, Carboni, sfida Sgreccia, Carboni sull'esterno, palla deviata da Sgreccia, sarà calcio d'angolo, ancora Carboni, Garofalo, indietro per De Marco che trova sulla fascia Galassi, la serie di finte, Galassi prova a rientrare, perde palla e Lombardino riparte ora, Roma Internazionale, ancora Lombardino, la cavalcata, palla dentro, De Marco, provvidenziale in questo intervento e Galassi, sono 2 contro 2, Galassi scarica a Carboni, pensa a un tiro, poi rientra, Carboni, 10-4, il gol di Golbet Tintarella con il suo numero 9, Carboni Stefano. Secu, Lombardino, Parrini, Sgreccia, cercare Secu che con il fisico
tiene il palla, poi supera De Marco, ancora Sekou, palla dentro, sull'altra fascia per Lombardino, ancora Lombardino, gira per Sgreccia, poi perde palla, in modo incredibile, ancora Galassi in percussione, Galassi, palla dentro per Carboni, è incredibile, palla che finisce sul fondo, sfiora il palo esterno, palla sbagliata da Lombardino qui, Galassi, Lombardino recupera un gran pallone, riparte il numero 19, la finta, si gira, cercare Parrini chiede a Lombardino di accompagnarlo in questa manovra e perde palla, sono 2 contro 1, Carboni e Galassi, Carboni 11-4, Carboni Stefano, è sempre solo lui. Tanto è uscito con il numero 8 De Marco Stefano, è entrato Zenga Carlo con il 5, Roma Internazionale, sempre con gli stessi uomini, Lombardino, palla dietro per Parrini, ancora Lombardino, rischia qualcosa, palla girata per Sgreccia che controlla il pallone, aspetta i suoi, poi trova Parrini al limite dell'area di rigore, Parrini sbaglia, anzi c'è stato un grandissimo recupero del difensore, palla per Galassi, palla ribattuta del tiro di Carboni, palla finisce fuori dopo una serie di rocamboleschi contrasti, palla per Lombardino, Sgreccia, sono 3 contro 2, non se ne accorge Sgreccia, gira per Lombardino e fa 11-5, c'è Roma Internazionale ancora con il numero 19 Lombardino Simone, si parte dal centrocampo con Zenga, poi Carboni gira all'interno per il compagno, trova Galassi sulla fascia sinistra e con il tacco vince il contrasto Galassi, palla dentro per Zenga che scarica direttamente sul corpo di Fiammenghi, palla lunga per Sekou, la serie di finte, Freddiani recupera e fa ripartire Carboni che supera Parrini, Carboni a tu per tu, ennesimo gol di Carboni Stefano, il numero 9 quest'oggi è veramente infermabile. Sekou, Lombardino, Parrini, ancora Lombardino, gira per Sgreccia, si fa vedere sulla fascia sinistra il sinistro, palla che si stampa su un palo dentro, 12-6, il gol di Sgreccia a sorpresa. In questa occasione si è addormentata la difesa del Golbet. Nonostante questo è avanti per ben 6 gol, lancio lungo a palombella per Carboni che sbaglia lo stop, peccato, sarebbe stato davvero un bel gol. Tanto Roma Internazionale riparte con Parrini, Lombardino di prima intenzione, ancora palla sul palo, finisce fuori, rimessa laterale per Golbet con Galassi che va a rimettere in gioco, Freddiani gira sulla fascia sinistra per il compagno, 1-2, c'è Carboni sulla fascia sinistra, ancora Carboni e sono 11 con questo gol, 13-6, Golbet Tintarella, ma quest'oggi Carboni Stefano è veramente in forma. Lombardino, Parrini, Lombardino gira sulla fascia destra per Sgreccia, dietro per Lombardino che è completamente solo, Lombardino la serie di finte, Lombardino sull'incrocio dei pali, 13-7 Roma Internazionale, magnifica azione personale di Simone Lombardino.
Veramente bello il gol di Lombardino, la serie di finte e poi il sinistro sull'incrocio dei pali. Qui è il Golbet che tiene palla con Zenga. Carboni carica il sinistro, Papera di Fiammenghi che regala il 12° gol a Carboni. Un attimo ragazzi che si mette il stradino al portiere. Posto? L'erroraccio di Fiammenghi che regala il 12° gol al Golbet. Tanto c'è Segù in avanti, il sinistro Caperchi controlla e rimette in gioco. Tanto c'è stato un cambio di portiere per Roma Internazionale. In porta c'è Parrini, esce nuovamente Fiammenghi. Lancio lungo di Medros, palla per Carboni. Costretto a tornare indietro, smista sulla fascia destra per Zenga. Carboni, il sinistro ribattuto da Lombardino, torna indietro dal compagno, da Freddiani, e sgreccia, intercetta questo pallone. Fiammenghi chiede il sostegno dei suoi sulla fascia destra, si fa vedere Lombardino che viene servito. Lombardino, il destro, palla che finisce sul fondo della rete. Roma Internazionale 8, Golbet Tintarella 14. Come se tocca c'è una pratina qualcosa? Una felpa rossa, raga. No, ti do questo po' mio. Vado io? Una felpa rossa. Sì. Un attimo, ok. Cambio di portiere da entrambi le parti. Roma Internazionale rientra in porta Fiammenghi, mentre per il Golbet esce Caperchi, entra Medros. Intanto l'azione personale di Carboni, è sempre lui, il numero 9, il bomber del Golbet, che quest'oggi sta veramente dando spettacolo. Segù, Lombardino, Parrini tiene palla sulla destra per Sekou, sgreccia, prova il dribbling, palla che non passa, c'è Lombardino, il suo dribbling passa e Medros blocca e lancia lungo per Carboni. Intervento di Lombardino che mette rimessa laterale. De Marco gira dietro per Freddiani, sinistro e la parata di Fiammenghi. Lombardino con il tacco per Parrini, sgreccia, è completamente libero, viene servito adesso sulla fascia destra, dietro per Parrini, sinistra Lombardino di punta, palla che si stampa sul palo. Medros fa ripartire i suoi. Carboni ancora, il dribbling su Sgreccia, altro dribbling su Lombardino, ritorna Lombardino, fa perdere l'equilibrio a Carboni, ma se ne va ancora a porta vuota. Zenga fa 16-8. Siamo di nuovo al cerchio di centrocampo con la Roma Internazionale a battere. Parrini sulla fascia destra, dentro per Sgreccia che grandissimo dribbling
si libera e serve Parrini ancora. Scavino, cercare Lombardino. Lombardino, palla ribattuta dal difensore del Golbet. Carboni, De Marco, De Marco, De Marco, serve Zenga sulla fascia sinistra, ancora per De Marco, dentro Carboni, limite dell'area, Carboni il sinistro, Fiammenghi con i piedi, respinge, Lombardino, rimette in gioco Sekou, Sekou in contropiede, Sekou, la serie di finte, rimane davanti Freddiani, palla recuperata da Lombardino, attenzione al centrocampo, Lombardino si sposta palla sul destro, palla che finisce tra le mani di Medros. Sono 2 contro 1. Qui le squadre sono completamente distaccate. La difesa dall'attacco. Sekou tiene palla per Lombardino. Lombardino trova Sgreccia sulla fascia sinistra. Aspetta l'arrivo dei suoi. C'è Parrini. Parrini, il dribbling. Ancora Parrini. Dentro per Sgreccia. Serie di scambi per Sekou, forse controlla male, si gira sul sinistro, deviata da Freddiani, sarà calcio d'angolo per Roma Internazionale. Parrini, Sekou, da tutt'altra parte per Lombardino, ancora si accende sul sinistro, una vera bomba che finisce sul corpo di Medros, non può farci nulla il portiere del Golbet. Palla finisce comunque in rete. 16-9. Circa 10 minuti al fischio finale. Conduce Golbet Tittarella per 16-9. Carboni sinistro che finisce tra i piedi del compagno Zenga che non riesce a controllare. Palla ancora in gioco però con Carboni. Gira a destra per De Marco. De Marco il destro, Parrini devia, sa rimessa laterale, palla tra i piedi di De Marco, dentro per Zenga, tu per tu, palla che si stampa sul palo, Sgreccia, Sekou contro Freddiani, Freddiani è un muro in difesa, De Marco, il sinistro di Carboni, finisce sul fondo questa volta. Fiammenghi, palla per Parrini, Lombardino, Sgreccia tiene palla, costretto a tornare indietro a causa del pressing di Freddiani. Parrini, palla lunga a cercare Sekou con il fisico, Sekou passa e ancora palla sul palo, incredibile. Saranno 4 circa i pali presi dalla Roma Internazionale. Lombardino torna indietro da Parrini, Sgreccia chiede il movimento Sekou e con il fisico sposta Freddiani e poi ritorna su Sekou e mette fuori, calcio d'angolo per la squadra di casa. Sekou, Sgreccia, Sekou contro Freddiani, deviazione, ancora calcio d'angolo. Sgreccia, a battere questa volta, trova Lombardino che addomestica in 2 tempi il pallone, si sposta sul sinistro, palla che attraversa tutta la linea di porta e non entra. Ancora Lombardino, intervento fantastico di De Marco. Carboni a tu per tu contro Fiammenghi, Carboni sui piedi di Fiammenghi, palla che finisce fuori, calcio d'angolo per il Golbet. Sulla battuta c'è Zenga, batte subito, palla dei piedi di Carboni per Zenga, Carboni si trova palla per Freddiani, incredibile, Carboni a tu per tu con il portiere, ormai i difensori della Roma Internazionale non pressano neanche più e qui c'è l'ennesimo gol di Stefano Carboni.
il 14° quest'oggi. Lombardino, subito Lombardino, il destro, Freddiani, sarà rimessa a laterale per Roma Internazionale, Parrini, Sekou che con il fisico Sekou, il sinistro, alta sopra la traversa, Medros, rimette in gioco, Freddiani, sbaglia il controllo De Marco, recupera comunque il pallone per Carboni, Carboni il sinistro, la parata di Fiammenghi e Zenga fa 18-9. Carlo Zenga con il numero 5. È una partita a senso unico questa. Il Golbet Tintarella sta dominando. Triplice fischio dell'arbitro. 18-9. Finisce qui. Golbet Tintarella batte Roma Internazionale.